Allora, stiamo per fare la pulizia a idrogeno a questa autovettura. Praticamente andremo ad inserire questo tubo che inietterà l'idrogeno nell'aspirazione. Ok, quindi andremo a pulire tutto quello che riguarda il motore e la parte calda, quindi turbina, iniettori, valvole, EGR, tutta la camera di scoppio, il pistone e tutta la linea di scarico, compreso il FAP, anche da FAP intasato. Avviamo il macchinario, abbiamo una serie di programmi prestabiliti tra autovetture, camper, camion e programmi specifici per la pulizia del FAP. Come si è evoluta questa tecnologia e come è cambiata questa linea di macchinari rispetto ai precedenti? Questa tecnologia consiste nella generazione di idrogeno. Noi produciamo dei macchinari che, generando idrogeno, riescono a pulire l'interno del motore fino allo scarico. Abbiamo avuto un'evoluzione in questi anni, quindi la tecnologia è migliorata, nel senso che siamo riusciti a produrre più idrogeno e avere ancora migliori risultati rispetto a prima. Nella nuova linea di prodotti abbiamo migliorato tutto quello che è la gestione, quindi c'è un 4.0 evoluto, quindi c'è una gestione completa del macchinario direttamente da un tablet dove si controlla tutti i parametri fondamentali della macchina, in più c'è un collegamento Wi-Fi e Bluetooth anche in remoto direttamente con l'azienda per il monitoraggio continuo del macchinario. L'idrogeno adesso ne parlano in tanti e si sta sviluppando molto di più confronto a quando abbiamo cominciato noi più di 10 anni fa. Quindi adesso abbiamo evoluto anche il nostro impianto con l'impianto e-Pilot per la generazione a bordo veicolo dell'idrogeno. Questa tecnologia, per quanto riguarda il caro benzina, che migliorie e benefici può portare nella nostra vita quotidiana e in fatto di risparmio dei consumi? Sì, diciamo che con questo impianto e-Pilot che viene montato direttamente in autovettura, l'idrogeno diventa parte del carburante, quindi abbiamo un buon risparmio di carburante, si parla dal 20 al 30%, dipende dal veicolo, dal motore, dalle condizioni in cui si parte. In più abbiamo una riduzione dell'inquinamento dell'ordine del 90% con l'abbassamento degli NOx e dei PM10 e in più abbiamo anche un leggero aumento di potenza del veicolo. Per quanto riguarda la pulizia del motore è possibile farlo su qualsiasi tipo di motore, benzina, diesel, GPL, metano, non c'è problema, i risultati sono ottimi su qualsiasi tipo di veicolo. In più facciamo anche camion e barche con la nuova versione del nostro macchinario cleaner più potente. Quali sono le vostre aspettative e soprattutto i vostri progetti per il futuro? Sicuramente noi puntiamo sull'idrogeno e speriamo che sia il carburante del futuro. Sì, questa è la nostra nuova sede, è un anno che siamo qui, praticamente abbiamo ampliato tutto quello che è la questione produzione e in più abbiamo anche il reparto officina, quindi dove montiamo sia gli impianti e-Pilot e anche facciamo tagliandi e tutto quello che è gestione officina, preparazione auto da gara, eccetera, insomma.